adesso il supplier della Federazione Italiana Sport Ghiaccio, settore hockey, e RBK ringraziano tutti gli spettatori presenti e danno appuntamento al prossimo campionato di Serie A maschile di hockey, RBK Hockey Cup. Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Forza Leghe, forza Leghe, oh, forza Leghe, forza Lega Leale. Siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Forza Leghe. Primo set! Forza Lega Leale, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. Forza Lega, Le stecche lanceremo! Le stecche la la la! siamo fatti vedere. Ci siamo fatti vedere e dappertutto ci siamo fatti sentire. Mario gol! Mario gol! Mario gol! Mario Chitarroni, Mario Ale, Mario Chitarroni, Mario Ale, Mario Chitarroni, Mario Ale. In ogni stadio ci siamo fatti vedere e dappertutto ci siamo fatti sentire. In Nord Italia tuttora che ha girato, questo è l'orgoglio del nucleo di Sargiato. Ovunque vada, non ti lasceremo, vai sempre al tuo fianco, sempre in mezzo ai guai, i 10 c'è. Cosa pensi? Io penso che finalmente abbiamo finito. Alberto Fontanive chiude finalmente una stagione. Alberto, cosa diciamo? Una stagione così, poteva andare meglio, ma per come si erano messo le cose poteva andare anche peggio, dai. Speriamo meglio il prossimo anno, sono 75 anni che non vinciamo mai niente, speriamo il prossimo. Domani mattina sul giornale leggerai Ale che Fassa, i locali hanno dato il massimo, gli stranieri in ombra, questo riassume un campionato, vi abbiamo salvato come locali, non ce la siamo sentita di salvare tutti gli stranieri. Ma So che è voluto criticare i compagni, però. Guarda, secondo me l'andamento della squadra è stato più o meno per tutti uguale, da partire da me, dai stranieri italiani, tutti. Bisogna salvare magari qualcuno, tipo non so, mio fratello ha fatto tanti gol, come mio Francesco ha fatto bene, Nicola, però più o meno l'andamento della squadra è stato quello per tutti secondo me. Poi alla fine sei del paese, quindi dai sempre qualcosa in più, anche se ogni tanto purtroppo non basta. Il prossimo anno cosa fai? Il prossimo anno vediamo, adesso sentiamo. New York Rangers o Alleghe? Sentiamo la società cosa dice, io spero sempre di poter rimanere in questa squadra perché l'ambiente è bello, ti diverti, ogni tanto ti arrabbi, ma insomma sono nato qua, ho sempre giocato, mi piace e spero di poter continuare. Presidente, un po' di più soldi a sti ragazzi locali che lo meritano e teniamoceli stretti, che non gli passi la passione e la voglia che hanno dimostrato quest'anno. Volevo fare un ringraziamento a tutto lo staff, dirigenti, accompagnatori, tifosi, stampa e tutti quanti, anche se ogni tanto non si va d'accordo, normale. però fa parte del gioco. Possiamo baciarci? No, un bacino. Bacio Alberto, bacino. Bacino. Aspetta perché c'è un piccolo problema. Hai preso quelli foto di Roberto, giornalista? Ti ricordi che tu mi hai detto Su Facebook? Amadeus, Disco Amadeus? Quando era a Cortina lui ha detto a me, lui aveva le foto.
Io ho preso. Ma tu hai visto su Facebook che ci sono le foto dei... No, non ho visto. Tu vai su Facebook. Ma sicuro è quelli lì. Vai su Facebook, anche Roberto Bona. Sì, Yeah, quelle, yeah. quelle. Yeah. C'è la prima foto di quando sei arrivato ad Agordo nell'89, era la Gordino d'Oro. Su Broi. Quando è con Zappia o... Con Paganella. Oh, ok. Sei arrivato lì, poi sei venuto a casa mia, ho bevuto un bicchiere di vino. Era Senza valigie. senza valigia perché erano rimaste. Yeah. Ascolta, ma tu non fai il poliziotto, tu non hai hai fatto 2 gol stasera, non hai la faccia a poliziotto. Vediamo quasi 90. Insomma, vediamo una bella cosa. 90 è una bella cosa, 100 è diverso. 99,9. L'hockey italiano senza Mario Chitarroni perde molto, sai. Avanti, sempre avanti. Si va avanti, perde. Speriamo. Ma sai, dopo qualche anni torna, cresce il livello ancora, arrivano un altro, forse mio figlio. Ma io spero che Dean Chitarroni venga a giocare ad Allega, anche Tara magari nell'hockey femminile. Sì, forse. Se devo tornare con la famiglia per vedere. E se poi Dean viene in Italia... E guarda il suo pantalone. Dean! Tutto il papà. Strage di cuori anche lui se viene in Italia. Mario, io non ho voglia di parlare di hockey. Voglio parlare di te. Tanti ricordi. Oggi abbiamo intervistato Paolo De Biasio, abbiamo parlato un'ora e mezza con lui, abbiamo parlato di Villa. Vecchio vuole. È la cosa più bella che abbiamo. Mi ricordi quando una delle ultime partite abbiamo fatto qua era contro Asiago per terzo posto. Mi ricordo esatto quando finito era Rossi venuto fuori con un paio di birre. Lui è contento che abbiamo vinto quella parte come un play down come questo più o meno. Abbiamo vinto, lui è venuto fuori con 2 paio di birre, è un bel ricordo. Grazie di tutto Mario. Prego. Grazie.